Buonasera, grazie. Questa è la serata della premiazione, è l'8ª edizione, quindi raggiungiamo la serata finale. Ci sono stati 3 giorni di film dove c'è stato parecchio pubblico che è venuto a vedere nonostante anche il maltempo, però siamo contenti di queste iniziative, di questa manifestazione. Questa sera quindi premiamo il minor binomio tra il film e il libro, ma soprattutto possiamo premiare anche i ragazzi delle scuole, dell'Istituto Greggiati, che ha fatto dei filmati proprio belli e adeguati alla serata, ma soprattutto è un'occasione per ricordare i 100 anni dalla nascita di Mario Monicelli. Proprio oggi, nell'anno 2015, ricorre il 100° anniversario della nascita, ma soprattutto anche un ricordo doveroso a Cristina Mondadori, la figlia di Arnoldo, che è recentemente scomparsa. Erano 2 personaggi cittadini onorari di Ostiglia che hanno fatto molto per questo premio e molto per la città di Ostiglia. In fondo non gli importava di Candela, non gli importava nemmeno troppo di sua madre. L'invisibilità gli aveva dato lo strumento per entrare in confidenza con Stella come mai avrebbe sperato di fare, e ora voleva soltanto tornare invisibile per correre da lei. Si tolse i vestiti restando fasciato dal costume beige di acrilico e si piazzò davanti allo specchio per controllare subito i sintomi della sua invisibilità. «Fammi diventare invisibile», ordinò Mickey al costume, come aveva fatto la sera della festa in maschera di Stella. Il workshop di musica da film è la 2ª edizione, l'anno scorso l'abbiamo fatto sull'immagine, mentre quest'anno abbiamo cercato di entrare direttamente invece sul tema del film vincitore del premio Ostiglia, cioè abbiamo tolto 3 passi dai 3 libri direttamente della manifestazione e sono stati musicati come musica da prosa, per cui fondamentalmente con un lettore, con un attore che leggeva direttamente i passi dei libri. Pubblico partecipante eterogeneo, avevamo avuto una persona tanto per dirti, un cantautore di 57 anni e dei ragazzi del liceo musicale di 14 anni. Sono molto contento perché quello che ne è uscito è stata una grande varietà di idee e una creatività decisamente importante. Francesco pensò di mentire, poi capì che non sarebbe servito a niente. «Sì», rispose a fatica. Lei annuì e fece una cosa che Francesco non si aspettava. Lui temeva uno schiaffo, qualche insulto e poi di nuovo via, fuori di lì, addio per sempre, addio alle passeggiate, alle confidenze, agli incontri che sembravano fortuiti, addio a tutto quello che non era stato e che poteva essere. Incazzati se ti fa incazzare e riprendilo se sbaglia. E non essere iperprotettiva. Loro tendono ad essere ansiosi, nervosi, specialmente quando non riescono a capire. Ormai è un po' una tradizione che abbiamo, è quella di presentare un piccolo spezzone del libro e poi far vedere uno spezzone del film, in maniera da far capire anche le atmosfere, quanto siano complementari, quanto siano simili, quanto siano diverse fra loro. Naturalmente i film premiati sono i film che sono stati nelle sale l'anno scorso, però sono stati nella sala di Ostiglia nei 3 giorni precedenti per essere visibili, per essere, come dire, riassaporati da chi voleva godersi questo premio. Il capitale umano, il ragazzo invisibile, tutta colpa di Freud, alcuni di chi ha lavorato, dei professionisti che hanno lavorato a questi film sono qui in sala, come sempre, e come sempre ci aspettiamo una serata che contempera un'attenzione al pubblico più giovane con il nostro premio Un cuore sull'argine, e poi appunto arriviamo alla giuria popolare, arriviamo alla giuria vera e propria, Formenton Macola, poi praticamente Paolo Bonacelli e Andrea Purgatori. Lo scrittore è Stephen M. Amidon, da cui è tratto il film di Paolo Virzì, Il capitale umano, primo classificato. Drew se n'era andato in una specie di trance. Aveva sperato che Quinn capisse che non possedeva tutto quel denaro da investire, che cercava solo il liquido sufficiente per pagare l'università a sua figlia e coprire le carte di credito. Un'idea bizzarra, visto che per fare colpo sugli altri al circolo del tennis aveva fatto credere di aver appena concluso la vendita di una grande proprietà e di navigare nell'oro. Come a farmi una proposta che a sentire lui può tirare fuori Massimiliano dai casini. Che proposta? Non lo so, neanche sentito, riattaccato subito. Ah, sei scemo? Devi almeno fartela spiegare, no? Io non ho nessuna intenzione di diventare complice di quell'essere squallido per coprire le colpe di nostro figlio, è chiaro? Dai. Vivido, totale.
toccante, maieutico, su tutto l'interpretazione di Fabrizio Gifu.